le 7:26 in punto, buongiorno Sicilia, ben trovati ai telespettatori di Antenna Sicilia. Inizia una nuova settimana del nostro consueto appuntamento del mattino. Il buongiorno da Roberta Lunghi, il ben svegliati a tutti voi da Roberta Lunghi. Sarò io a tenervi compagnia questa settimana e immancabilmente con il collega Angelo Gagliano. Buongiorno Angelo. Buongiorno Roberta, buongiorno a chi ci segue ovviamente da casa. Insomma, Angelo rappresenta un momento topico di questa trasmissione perché fra poco leggeremo le prime pagine dei giornali e non solo. Cominceremo con la pagina regionale e poi con i nazionali. Dunque l'informazione protagonista, ma in questa puntata tanti momenti, tanti argomenti interessanti. Parleremo di sexting e di revenge porn, due termini assolutamente contemporanei. Vi spiegheremo di cosa si tratta con l'ausilio di una graditissima ospite. E poi l'articolo 46 della Costituzione, questo sconosciuto potremmo dire, ne parleremo grazie alla CISL, al segretario appunto generale provinciale della CISL che ci viene a trovare per una iniziativa appunto del sindacato volta al desiderio di applicazione dell'articolo 46 della Costituzione. E poi una nuova rubrica che parte proprio da oggi con l'alimentazione, e lì è molto importante difendersi anche dalle fake news. Avremo ogni lunedì un appuntamento con la nutrizionista, e poi le stelle con Marco Amato, la musica immancabile e, come dicevo, l'informazione protagonista. È proprio dall'informazione che partiamo, perché Buongiorno Sicilia in realtà vi aggiorna anche in tempo reale su quello che accade, e partiamo proprio da un'ultima ora: il corpo di un 28enne la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai familiari, è stato trovato all'interno di una Smart di colore blu in un piccolo vallone di Zafferia, una frazione di Messina. L'auto sarebbe da un paio di giorni nel posto dove è stata trovata dopo una segnalazione di alcuni residenti. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il decesso sarebbe avvenuto almeno 24-48 ore fa, ma non ne sono state ancora accertate le cause. Al momento non è esclusa alcuna pista, di questo naturalmente si approfondirà nel corso dei nostri appuntamenti con i telegiornali. Dunque l'informazione, partiamo da un fatto ma soprattutto da un personaggio, Salvatore Baiardo, che è balzato agli onori della cronaca televisiva recentemente per le sue presenze all'interno della trasmissione Non è l'arena di Giletti. Adesso è accusato dalla Procura di Firenze, è indagato per calunnia e favoreggiamento. Sentiamo perché nell'accurato servizio di Natale Bruno. Partiamo da qua. Salvatore Baiardo, l'uomo che ha previsto con largo anticipo l'arresto di Matteo Messina Denaro, che ha inguaiato Massimo Giletti, costretto a lasciare la trasmissione Non è l'arena sulla 7, è indagato per calunnie e per favoreggiamento aggravato dalla Procura di Firenze. Avrebbe screditato alcuni pentiti di mafia per salvare Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, tutti e due iscritti come mandanti esterni nel registro degli indagati alla Procura di Firenze per le stragi del 1993. I magistrati toscani tempo fa hanno chiesto il suo arresto, non concesso dal GIP. Si deciderà nell'udienza del riesame del 14 di luglio. Per l'ex gelataio di Omegna, già condannato negli anni 90 per avere favorito la latitanza degli stragisti Giuseppe e Filippo Graviano, questo nuovo capitolo è un salto nel passato. Baiardo avrebbe favorito Marcello Dell'Utri, era indagato anche Silvio Berlusconi, indagato in concorso per strage, già in passato condannato per concorso esterno in un'associazione mafiosa. I nuovi guai giudiziari di Baiardo iniziano con la chiusura della trasmissione condotta da Massimo Giletti e in particolare da alcune rivelazioni mai andate in onda per la fine anticipata del programma. Tutto ruota attorno alla famosa foto che Baiardo, secondo la ricostruzione di Giletti, ha mostrato al conduttore. Giletti avrebbe riconosciuto un giovane Silvio Berlusconi, Francesco Delfino, il generale dei carabinieri al centro di mille misteri, ma anche nello scatto ci sarebbe stata una terza persona, tale Giuseppe Graviano. È il conduttore a mettere gli inquirenti sulla pista della foto, raccontando questa confidenza dal momento che Baiardo aveva iniziato il suo gioco preferito: dire e non dire, annunciare e ritrattare. Aveva promesso la foto senza mai consegnarla. Così i pubblici ministeri hanno ascoltato anche Baiardo per confermare le confidenze di Giletti, ma l'ex gelataio ha negato e ha accusato il conduttore di aver detto il falso, ma a smentire l'amico dei Graviano ci sono le intercettazioni.
Negli ascolti si parla della foto e la conferma arriva proprio dalla viva voce di Baiardo. Non c'è solo il giornalista televisivo nella lista dei calunniati, ma anche Gaspare Spaduzza, il collaboratore di giustizia che ha contribuito a riscrivere la vera storia delle stragi di Via D'Amelio. Baiardo nei primi interrogatori in tutte ne ha resi 5 e ha parlato di soldi che avrebbe preso dal mandamento di Brancaccio, quello gestito dai Graviano con il coinvolgimento di Spatuzza e di un politico di zona, un racconto, secondo gli inquirenti, privo di riscontri e destituito di ogni fondamento. E ieri, cambiamo completamente argomento, era domenica, la prima vera domenica d'estate, insomma tutti i siciliani hanno affollato le spiagge dell'isola, anche quelle laddove non era possibile gettarsi per un tuffo. Siamo andati nella borgata marinara di Sferracavallo, siamo dunque nel Palermitano, laddove campeggiava un divieto di balneazione decisamente disatteso. Marco Gullà. Il cartello c'è e lo vediamo dalle immagini fatte questa mattina. Di controlli, invece, nemmeno l'ombra. Divieto di balneazione in un ampio tratto del litorale della borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. Le rivelazioni dei tecnici dell'azienda sanitaria provinciale hanno fatto emergere una forte presenza di enterococchi intestinali. Il sindaco Roberto Lagalla, pertanto, ha firmato un'ordinanza che vieta di fare il bagno in un'ampia fascia di costa che parte a ovest dalla Baia del Corallo, comprende lo stabilimento bagni e arriva fino alla scogliera di Barcarello all'altezza di Via del Tritone. Eppure in molti oggi sfidano questo divieto. Sì, ho fatto il bagno anch'io, l'acqua era molto fresca, molto limpida e oggettivamente non c'era nessuna rilevazione di, che ne so, scarichi o quant'altro, quindi non abbiamo capito questo divieto da dove, in quale posto effettivamente, diciamo, ci fosse. Probabilmente pensiamo vicino al porticciuolo, perché qui non ci sono, diciamo, grandi insediamenti tali da giustificare l'inquinamento, diciamo, di cui abbiamo visto e sentito questa notizia che c'era divieto di balneazione e non si è capito per cosa però esattamente. Nel tratto di acqua dove c'è il divieto di balneazione, come vediamo, anche alcuni bambini fanno il bagno. In molti non hanno visto il cartello. Bellissimo, anche se il tempo è brutto, è stato bellissimo. Però c'è divieto di balneazione. Ah, vero, no, l'ho saputo, vedo, poi io so che è sopra la piazza. Nell'orario mattutino in cui siamo stati presenti non c'erano controlli da parte dei vigili urbani, così in molti hanno fatto comunque il bagno. Non siamo stati qua, siamo stati alla riserva marina. Com'era l'acqua? Perfetta, meravigliosamente bella. Nei prossimi giorni verranno ripetuti i prelievi e le analisi. L'obiettivo è capire se si è trattato di un allarme episodico legato a sversamenti anomali o se l'inquinamento è persistente. L'informazione dunque della nostra isola attraverso i servizi che avete visto e l'informazione adesso regionale che arriva dalle pagine dei giornali. E dunque Angelo, partiamo dalla Sicilia, di Catania. Partiamo dalla Sicilia, ma con due titoli che hanno a che vedere poco con... o quantomeno uno assolutamente poco, l'altro c'entra sicuramente. Partiamo dal golpe che è stato fermato in Russia, restano però le crepe, il silenzio dello zar Putin, mai così debole, aggrava l'incertezza di un sistema che sta mostrando un potere in frantumi, una tregua che allontana il pericolo immediato di una guerra civile ma che non risolve la questione di fondo. Questo è il titolo a carattere internazionale e poi ce n'è un altro che invece sì ha rilevanza con la nostra regione o quantomeno con la nuova compagnia aerea, la terza compagnia aerea, Aero Italia, un Catania-Forlì al costo di 500 euro. Poi c'è stato lo stop per gravi inadempienze, check sui costi reali, biglietti di Trenitalia all'altro bluff, Movimento 5 Stelle, lo sconto del 10% non c'è, approfondiremo questa notizia poi nelle pagine interne. Altre notizie che ci portano comunque stavolta in Italia con il governo Meloni all'esame del Parlamento sul MES e anche sul caso Sant'Acché. E adesso poi veniamo invece alle vicende più strettamente legate alla nostra regione. Il giallo di Riposto, Alessandra 3 anni scomparsa con la mamma, nessuna traccia da venerdì. Poi una brutta storia da Santa Margherita Belice, cane legato e bruciato vivo, taglia di 10.000 euro sugli autori dell'atroce gesto. E ancora
vi segnalo un'analisi a firma del professor Agatino Cariola, la Sicilia e la palude delle province. Leggiamo qualche breve passo. Nella seduta del 21 giugno l'ARS ha approvato un testo destinato a diventare legge che rinvia al 2024 l'elezione degli organi delle province e delle città metropolitane, mantenendo nel frattempo i commissariamenti nell'attesa che si faccia la nuova legge sui cosiddetti enti intermedi, cioè le province. Solo che questa volta si è scritto che bisogna attendere la legge nazionale di riforma degli enti di area vasta, finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale. Insomma, la situazione è davvero complicata, ciò richiede di spiegare ai lettori della Sicilia il senso di questa legge. A pagina 4 l'invito ovviamente a proseguire la lettura di questo approfondimento. Altre notizie che ci riportano sempre alla nostra regione, diciamo a Catania, alla Scogliera è stato rinvenuto il cadavere di un sessantenne nella giornata di ieri, a riposto minacce di morte e violenza alla madre, e poi ancora sempre sulla città di Catania, minaccia ai turisti con la pistola giocattolo. Ma adesso andiamo a vedere le pagine interne. Partiamo proprio dal mistero di riposto. Alessandra e la mamma sono scomparse nel nulla, il papà della bimba ha sporto denuncia ai carabinieri, tra le ipotesi un allontanamento volontario della donna che è una ucraina. Leggiamo qualche cosina in più, qualche approfondimento in più di questa vicenda. L'allarme è al riposto per la scomparsa della bimba di 3 anni, Alessandra, la mamma di 44. L'ipotesi privilegiata è che si tratti di un allontanamento volontario e, come abbiamo già detto, a lanciare l'allarme è stato il padre della piccola, Leonardo Pappalardo, 59 anni, ripostese, rappresentante di prodotti alimentari, che, come abbiamo già sottolineato, ha sporto una denuncia preventiva ai carabinieri. L'uomo teme che la moglie possa avere deciso arbitrariamente di portarla fuori dall'Italia. Sul fronte delle indagini, insomma, in questo momento si ha davvero poco, non si hanno tantissime notizie. Si sta verificando la presenza di telecamere nella zona in cui è avvenuto l'allontanamento della donna con le 2 figlie, nell'intento di delineare la dinamica dell'accadimento. Però c'è un dato che fa diciamo pensare. Stando al rapporto del Ministero della Guardia, del Ministero della Giustizia, circa 400.000 sono i minori che ogni anno vengono portati via dall'Italia. In realtà, secondo dei calcoli ancora più approfonditi, siccome non ci sono molte denunce, si valuta che almeno questo numero possa salire a 1.000. Insomma, è una vicenda che approfondiremo sicuramente nel corso magari delle nostre edizioni dei telegiornali. E poi torniamo al caso Catania-Forlì a 500 euro, poi lo stop ad Aerotalia, sono gravi inadempienze. Lo scalo romagnolo ha chiuso alla compagnia assoldata dalla regione contro il caro voli, Torrisi della Sacricia, Fontana Rossa e Comiso, tutto bene, il borsino dei costi. Sono tariffe che variano davvero, non dipendono spesso dalla società aeroportuali, ma bisogna provare a fare un check sulle tratte per i 2 scali gemelli. Ecco qualche esempio. L'unico volo Aereo Italia attivo su Fontana Rossa per Orio o al Serio, il costo è di 199 euro se si vuole partire oggi, ma a luglio ci sono prezzi accessibili a 29,99 euro. Insomma, la solita storia sui biglietti, biglietti aerei presi in tempo, magari si riesce ad avere lo sconto, quando invece si ha necessità di partire con urgenza la situazione diventa più complicata. Poi c'è un caso che è a metà fra le rotaie e il web, scrive la Sicilia, perché si parla di Trenitalia, la bufala sul mancato rincaro, la regione non ha fondi per scongiurarlo, l'aumento del 10% previsto dal contratto, non bastano i 3,6 milioni della finanziaria, Arico all'Ars ne servono 8,7 nel prossimo triennio, insomma, per evitare che ci possano essere anche degli aumenti sui biglietti dei treni. Siamo adesso alla pagina di Catania, che la Sicilia dedica proprio alla città. La quiete apparente dopo la tempesta, buchi negli incassi delle piazze di spaccio, la presenza della divisa allontana i clienti, dispositivi di controllo nei quartieri che sono stati palcoscenico di stese e ritorsioni, quindi evidentemente il controllo del territorio sembra dare i suoi frutti. Poi la tragedia alla Scogliera, con questa foto che possiamo farvi vedere, il sessantenne scivolato dalle rocce è morto, il corpo è stato recuperato dai sub dei vigili
del fuoco. Vediamo un po' di approfondire un'ultima notizia sempre che riguarda la città di Catania. The Horse, regolamento entro dicembre, mercatini in centro per attrarre gente. Parla l'assessore Gersomini, il mio sogno è piazza Carlo Alberto come campo dei fiori. Questa è la sua, diciamo, aspirazione. Vedremo un po' se effettivamente tutto ciò potrà avvenire. Per quanto riguarda invece la Sicilia, parliamo anche di sport, oggi è lunedì. Chi si rivede? E allora perché no dare un piccolo approfondimento, un Catania d'attacco e Tabiani incarna le nostre idee di calcio. A parlare il vicepresidente Vincenzo Grella del club rossoazzurro. C'è una componente umana che ci farà andare d'accordo, il mercato si svilupperà attorno al 4-3-3 con squadra alta e veloce sulle fasce. Queste sono le prospettive per il Catania, che comincerà la preparazione praticamente già nel mese prossimo. Adesso siamo alla prima pagina del giornale di Sicilia, anche qui l'apertura è dedicata a quanto avvenuto in Russia con il giallo del golpe anti-Putin. A San Pietroburgo blitz negli uffici del capo dei miliziani, sono stati sequestrati 4 miliardi di rubli in contanti. Tra gli applausi della folla la Wagner ha lasciato Rostov con un fitto mistero che avvolge le sorti proprio del suo leader Prigozhin e contenuti del patto che ha fermato questa avanzata su Mosca. Bisognerà capire che cosa effettivamente è successo. C'è tanta cautela internazionale, gli Stati Uniti, c'è il potere dello zar, ha mostrato enorme crepe. Poi i ceceni di Kadyrov, che è un altro mercenario, e l'ordine mai arrivato. Le forze in campo ora accusano potevano sbaragliare gli insorti. Kiev continua intanto l'avanzata. Stiamo parlando ovviamente del conflitto in terra ucraina. E poi ancora alla regione il flop del programma Sicily, si cerca di recuperare i fondi. Si parla anche di cronaca, cade e muore a 61 anni durante la gita di motociclisti, è capitato a Castelvetrano. A Palermo c'è la spaccatura sul Pride, ha detto adesso si tenta di ricucire all'interno del centrodestra, Pontiere al lavoro dopo lo scontro tra il sindaco Lagalla e la sua vice Varchi. E poi questa foto notizia in prima pagina sempre sul giornale di Sicilia, il mondo dei diportisti, Porticcioli, un primato e tante difficoltà. L'isola è la prima per infrastrutture in Italia, Assonautica non bastano solo pontili e rifornimento di carburante, occorrono servizi, parcheggi e negozi. Insomma, questo è quanto si chiede alla nostra regione. Siamo alla Gazzetta del Sud, il flop del piano turistico si ritorna anche qui. L'Europa vuole indietro i fondi, la regione è costretta a livarsi sugli alberghi che hanno incassato ma adesso devono restituire quanto percepito. E poi la notizia di cronaca di cui ci siamo occupati prima, trovato in un'auto a Zafferia, era morto da diversi giorni il giovane di 28 anni. E ancora equilibri nuovi in Russia, Putin mai così deboli, la marcia di Prigozhin ha determinato l'esautoramento di fatto dei vertici della difesa per quanto riguarda la situazione in Russia. Diciamo che per quanto ci riguarda, con l'informazione sui quotidiani regionali ci possiamo fermare qui, dopo avremo un'ampia pagina nazionale. Con una precisione proprio millimetrica per quanto riguarda i nostri tempi, che adesso prevedono una brevissima pausa. Torniamo con la rassegna stampa dei giornali nazionali, vedremo se il fil rouge, Angelo, sarà sempre questo golpe anti-Putin. Assolutamente A tra sì. pochissimo con Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia e siamo adesso allo sguardo consueto, leggiamo i giornali insieme ad Angelo Gagliano su quelle che sono le pagine dei quotidiani nazionali. Angelo. Allora ricominciamo e ripartiamo stavolta con i fatti nazionali dal Corriere della Sera. L'apertura non potrebbe essere diversa assolutamente, perché sia sul Corriere ma su tutti gli altri quotidiani nazionali si continua a parlare di quanto è accaduto in Russia. Giallo sul capo degli insorti russi, perse le tracce di Prigozhin dopo il blitz, vacilla l'impero di Putin, Pechino sostegno a Mosca. Gli Stati Uniti conoscevano il piano in anticipo, anche il Cremlino sapeva, ma l'armata non ha bloccato la
marcia. E poi alcune riflessioni, ancora bombe, l'Italia resta con l'Ucraina, ma intanto i 43 milioni nel covo della Wagner, i generali dello zar sono in bilico e il dissidente dice che è il momento della forza, è il momento probabilmente di fare qualche mossa azzardata con ogni probabilità. Poi ci sono altre notizie. La politica in Italia, il bilancio tra promesse e fatti per quanto riguarda il governo Meloni, la politica estera in Grecia, Mitsotakis stravince alle urne e poi l'Angelus di ieri del Papa sul caso Orlandi vicino alla famiglia. Ma c'è un caso internazionale perché finti poliziotti hanno rapito uno chef italiano. Tutto questo è accaduto in Ecuador, ci sono anche delle immagini che mostrano questo blitz. Dal Corriere della Sera Repubblica con un titolo che è davvero emblematico. Roulette russa, la partita per il potere a Mosca, scrive ancora la Repubblica, l'insurrezione armata durata 36 ore ha aperto crepe nel Cremlino, gli apparati militari contendono a Putin i nuovi equilibri e il futuro anche della guerra, trattativa sul destino della Wagner, una parte della Duma chiede che non venga assorbita dall'esercito, intanto Prigozhin vuole tenersi le unità impegnate in Africa. Insomma, è uno scacchiere piuttosto complicato quello che viene fuori. D'altronde tutto quello che capita e che avviene in Russia non è di facile lettura. Il leader della rivolta scompare dalla circolazione, nel suo rifugio sono stati trovati 43 milioni di euro, pare servissero per pagare i suoi uomini. E poi l'editoriale di Ezio Mauro, il cosacco ribelle, a proposito ovviamente del generale della Wagner e del racconto Voci da una Russia senza più certezze. Poi ci sono tanti altri approfondimenti che vi invitiamo evidentemente a leggere e ad approfondire. Ecuador, chef abruzzese rapito da finti poliziotti, le elezioni in Grecia, vince Mitsotakis, torna all'ultradestra con Spartani e la strage di Ustica, torna di nuovo il tema, le carte segrete, missile non bomba, la Francia parli, a firma di Lirio Abate. Restiamo sempre sulle prime pagine, adesso siamo sulla Stampa di Torino, ora apriamo la NATO all'Ucraina. Qui si va oltre a quanto accaduto in Russia nella giornata di sabato. C'è un'intervista a Tajani, il primo passo al vertice di Vilnius, sparito intanto, qui si torna a parlare di Russia, Prigozhin, Blinken, crepe nel potere russo, restano numerosi punti oscuri nella piccola rivoluzione, la CIA rivela i loro servizi sapevano quanto sarebbe accaduto da 2 giorni. E poi sulla Stampa prosegue un approfondimento, o comunque il tema viene affrontato ancora su quella che è la crisi della sanità pubblica. La sanità è un affare privato, la crisi del servizio pubblico genera un business da 63 miliardi, sono in lista d'attesa, vedete questa foto notizia, il definanziamento della sanità porterà alla sua privatizzazione, si sente spesso ripetere, ignorando che il privato vale già oltre la metà del pubblico. E poi per quanto riguarda invece le vicende che ci toccano più direttamente, o quei genitori ultramalati di YouTube che mettono a rischio le vite dei loro figli, da approfondire anche questo. È una storia che ha dell'incredibile, che un po' tutti i giornali stamattina riprendono. Una professoressa assente 20 anni su 24 di servizio è stata sospesa, una storia davvero surreale, è quella che viene raccontata in prima dalla Stampa di Torino. Checco Zalone, leggiamo ancora, l'unico intellettuale
rimasto in Italia, ce l'ha sempre detto: tenetevi il posto fisso, ma onestamente nemmeno gli sceneggiatori di Zalone avrebbero potuto scrivere una storia come quella della professoressa di Chioggia, che su 24 anni di insegnamento è risultata assente per 20 anni, mantenendo, pensa, la cattedra, i primi 10 totalmente assente, restanti 14 in gran parte in malattia. L'approfondimento vale la pena. No, è il commento della professoressa che è appunto incredibile, no? Cioè surreale. Vabbè. Questo è quello che... Poi se avremo tempo approfondiremo con le pagine interne, vediamo se nella giornata di oggi riusciremo a farlo. Però poi ci sono due notizie, una che riguarda lo sport, ci piace perché si parla di MotoGP, Bagnaia vince a mani basse, sempre più re proprio del motociclismo, e poi c'è una polemica che sta montando: i patrioti della montagna, non toccate le nostre croci, meriterebbe un approfondimento, diciamo, con più calma, con più serenità. Lasciamo la stampa, siamo adesso al Sole 24 Ore, che come sempre ha temi di carattere più economico, vista anche la natura, la sua natura. La crisi russa rischia incognite per i mercati dopo la rivolta, vedremo che cosa succederà questa mattina. Putin indebolito, Prigozhin scomparso, ora gli operatori mettono sotto osservazione dollaro, oro, gas naturale, obbligazioni, e intanto il segretario di Stato USA Blinken dice a Mosca problemi gravi da Pechino, soccorso preoccupato. Questo per quanto riguarda le vicende russe. Poi ancora le famiglie, un italiano su 3 vive da solo, questa è la fotografia dell'Italia, la rete sociale, le persone solo sono oggi 8,5 milioni, in crescita, l'11% dei genitori è single. Parliamo anche di bonus casa, ultime novità, cambiamenti in arrivo, mercoledì in edicola ci sarà questo approfondimento. Fisco e contribuenti, IRPEF comunali alla cassa, nuove aliquote per 1100 città, 5,3 i miliardi il gettito annuo che viene previsto. Per i temi economici ci fermiamo qui. Adesso invece siamo al Giornale. Il tesoro del golpe, il giallo russo, scrive il quotidiano Il Giornale. Prigozhin sparito dal nulla, trovati 43 milioni di euro nel suo rifugio, servivano per pagare i miliziani, continua il mistero sul tentato assalto. E poi la sinistra in frantumi, mentre Elli attacca il governo, Landini le scippa la leadership. Forza Italia, effetto Berlusconi, boom di tesserati per gli azzurri. Il caso Baiardo, vedi, lo ritroviamo, ce ne siamo occupati nel nostro telegiornale. Sì. Il GIP, ieri abbiamo fatto sentire anche il servizio stamattina, il GIP di Firenze boccia il teorema dei PM anti-CAV, questo è l'assalto giudiziario, così scrive il Giornale. Adesso il Fatto Quotidiano, come sempre, ha delle sfumature diverse. Nella sua prima, Santanchè ammette i trucchi di Visibilia sulla cassa Covid, il dipendente in gig nello staff della Russia è Daniela al Senato. Queste le notizie dell'Italia, ma il day after in Russia, vedete i gialli della messa in scena golpista, si parla di una messa in scena, poi vedremo se sarà stato così. Il capo della Wagner scompare mentre salta fuori il suo bottino miliardario. Si insiste parecchio oggi su quelle che erano le risorse a disposizione di Prigozhin. I tormenti di Putin, il medioevo nucleare russo, la rivolta della Wagner contro i generali indebolisce l'immagine del dittatore. Stiamo sul Libero. E sta battendo il morale, pare, delle truppe, ma forse per Vladimir è il male minore. Torna la paura atomica. Ancora il crollo dell'URSS come un fantasma, il potere fragile dei tiranni. La Schlein non può salvare la sinistra e la CGIL non lotta. È un'intervista con Bertinotti. E poi ancora, sempre sulla prima pagina, 3 lutti in 10 giorni e Travaglio sbarella, il CAV da Vigo e ora lo zar. Insomma, una riflessione proprio su Travaglio sulla prima pagina di Libero. Adesso siamo sul Tempo, che è quotidiano di Roma. Messa rimandata a settembre, governo al lavoro, il meccanismo di stabilità slitterà a dopo l'estate nonostante le proteste del PD. Il testo ora dovrà andare in Commissione Giustizia, il 30 arriverà alla Camera. Siamo praticamente in chiusura.
Putin introvabile, si ipotizza la fuga, addirittura il passo in avanti del quotidiano di Roma. Direi che ci fermiamo qui per il momento. Per il momento ci fermiamo qui, però siamo curiosi di capire come sarà il tempo, perché è una delle domande più frequenti di tutti noi. Come sarà il tempo? Ecco qua. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, pressione atmosferica alta anche nell'avvio della nuova settimana sull'Italia, giornata di lunedì di piena estate con tanto sole, clima caldo in graduale intensificazione. Entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà sulla Sicilia. Una situazione meteo buona e tranquilla, grazie alla pressione atmosferica alta il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube innocua di passaggio sì, ma senza effetti, una ventilazione in prevalenza debole. Le temperature massime in diverse località, specie aree interne, riusciranno a toccare punte di 33-35 gradi. Si starà ancora bene nella notte e all'alba con temperature minime contenute attorno ai 19-21 gradi. Giornata di martedì di bel tempo, torneranno ampi spazi di cielo sereno sull'isola, poche variazioni termiche, clima ancora molto caldo senza eccessi particolari, ma i 35 gradi in alcune località saranno nuovamente possibili. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo oppure consultando il nostro sito web. E siamo tornati in studio, il nostro Buongiorno Sicilia prosegue adesso con un argomento che ci proietta subito a comprendere meglio non solo due termini che fanno parte del nostro tempo, della nostra contemporaneità, ma ci permette anche di scavare un po' in quelli che sono i problemi legati a questi due termini. Uno è il sexting, e quello è uno scambio consensuale di materiale video, fotografico con espliciti riferimenti sessuali. L'altro è il revenge porn e il passaggio dall'uno all'altro è un passaggio che purtroppo avviene molto spesso. Le nostre grafiche ci aiutano a capire meglio di cosa stiamo parlando, ma al di là delle grafiche noi ci colleghiamo adesso con una sociologa palermitana. Vi presentiamo una donna di rara sensibilità, una combattente vera, che è Giorgia Butera, in collegamento in questo momento dall'aeroporto Leonardo da Vinci. È così, buongiorno. Buongiorno Roberta, io sento poco, mi sento poco. Io sono a Roma, sono in aeroporto, sono in partenza per le Nazioni Unite, sono delegata ONU anche per questa sessione del Consiglio. Abbiamo parlato più volte con voi del mio testo. Io parlo perché sento qui tanti rumori. Il mio testo, abbiamo parlato dell'impegno di me, della mia organizzazione su sexting e revenge porn. È ineludibile una pubblicazione, essendo una sociologa, essendo una scrittrice politica, lo stiamo vedendo, edito da Castelvecchi. Abbiamo voluto mettere insieme tutto quello che è stato l'impegno, l'ascolto, l'aiuto, è un vademecum, è stato così definito, la prefazione di Roberto Tobia, segretario nazionale Federparma, proprio perché quell'impegno che avevamo lanciato da voi in studio si è concretizzato, ovvero la campagna è approdata all'interno delle farmacie. Giorgia, io ti fermo soltanto un attimo, perché è giusto non dare per scontate le cose. Parliamo di revenge porn e dunque parliamo di un ricatto sessuale. Nel momento stesso in cui non c'è più la condivisione come dire, consensuale di questo materiale, perché ognuno nella propria intimità può fare assolutamente quello che vuole, ecco che nel momento in cui non c'è più la consensualità e magari si interrompe una relazione, scatta un meccanismo per cui quel materiale può finire in rete e diventa una minaccia per la propria serenità. Io volevo, a proposito di Angelo, noi abbiamo delle schermate che ci rappresentano il fenomeno in Italia e volevo farle vedere anche a Giorgia e volevo che Giorgia seguisse questo momento. 2 milioni di italiani sono vittime di revenge porn, 14 milioni hanno visualizzato in rete immagini diffuse non consensualmente, l'età media è 27 anni, le vittime per il 70% sono donne, per il 30% sono uomini. Questo è ciò che accade in Italia, però noi, Giorgia, tu stai andando a Ginevra, noi andiamo altrove e lo facciamo grazie appunto al servizio che vi proponiamo adesso di Giulia Azzalini, che invece ci spiega qual è la situazione all'estero. Lo vediamo insieme, Giorgia, resta con noi.
Ciao a tutti, sono Giulia ed oggi andrò a parlare di sexting e revenge porn con dei ragazzi che vivono all'estero, in modo tale da poter analizzare le differenti visioni riguardo questi due fenomeni. E innanzitutto vorrei iniziare con te, Cri, e chiederti se hai mai vissuto o sentito di storie di questo genere in Italia e in Olanda. Per quanto riguarda il sexting, devo dire che da quando sono in Olanda ne sento parlare molto più spesso e liberamente di quando vivevo in Italia, mentre per quanto riguarda il revenge porn, mi è capitato più spesso di sentirlo in Italia rispetto che in Olanda. Ok, quindi secondo te qual è la differenza tra i due paesi? Nella mia esperienza personale vedo che in Italia c'è ancora molto tabù per quanto riguarda atti sessualmente espliciti e soprattutto c'è questa idea legata al sesso che viene associata con aggettivi di vergogna e di pudore. Mentre secondo te, Vito, quali sono le differenze tra Italia e Olanda? Riguardo revenge porn, secondo me è un fenomeno che è molto più comune in Italia, in Olanda che in Italia, perché secondo me in Italia magari fa pure più scalpore e più, diciamo, ha più attenzione dei media, però qui in Olanda, per quanto riguarda la mia esperienza, soprattutto all'interno, diciamo, di quelle che sono le fraternities olandesi, di come si organizzano gruppi sociali qui di olandesi di studenti, è più facile secondo me per le dinamiche che ci sono lì dentro che succeda revenge porn, almeno l'ho visto succedere lì. What about you, Sharoni? Have you ever heard about people experiencing the same stuff in the place where you're born or in the Netherlands? Yeah, I think I've heard of it. Sexting, I think, is quite a common thing in our generation, given that, yeah, online communication is quite a dominant mode of communication for us. But I would say that revenge porn is quite a rare thing. I have heard of very few cases where I'm from, and even fewer cases here while studying in the Netherlands. Grazie mille ragazzi per il vostro aiuto, buona giornata. Ciao, grazie. Sembrerebbe... L'impressione mia, Roberto, Sì, che vai. sia un problema di cultura. Esatto. Cioè, abbiamo sentito ragazzi italiani che vivono in Olanda, abbiamo sentito anche l'esperienza di una ragazza straniera. È un problema di cultura il revenge porn, perché abbiamo capito che il sexting praticamente per i giovani è una cosa normale. Io sentivo prima parlare di un fenomeno che non lo si conosce, in realtà noi parliamo ancora di un sommerso, i dati sono importanti a livello internazionale, il nostro paese ne viene fortemente caratterizzato, indubbiamente perché viene meno un'educazione sessuale e sentimentale e perché la violenza è molto forte anche non digitale, per cui è comunque revenge porn, letteralmente una vendetta porno, è una nuova forma di violenza molto più facile da perpetuare alle vittime. Ecco, vediamo in questa schermata una vittima su 3 crede che il revenge porn non sia un reato in Italia. Solo il 50% sporge denuncia, il 32% teme che possano diventare di dominio pubblico appunto le immagini, il 10% teme ripercussione. Invece è un reato, Giorgia, parliamone. È un reato, è reato dal agosto 2019 un emendamento approvato all'interno del codice rosso che seppur con tante vulnerabilità e tanti gap da colmare su revenge porn si è espresso in maniera forte. Ricordiamo che nasce purtroppo dal caso di Tiziana Cantone, la ragazza che si è suicidata, la mamma ne ha fatto una battaglia importantissima e continua a farla, perché purtroppo indegnamente i video di Tiziana Cantone vengono ciclicamente rimessi in rete e ne viene fatta economia, perché poi il revenge porn si trasforma anche in questo. È reato, è complice di reato anche chi riceve il materiale e non fa nulla per denunziarlo, comunque per eliminarlo, per segnalarlo alle autorità competenti come la polizia postale. Quindi il consiglio a questo punto è chi riceve, chi dovesse ricevere sui mezzi, sui tanti social delle immagini, non deve assolutamente aprire questo file perché diventa complice di reato di revenge porn, che ha comunque anche delle pene.
mi pare che siano comprese da 1 a 6 anni, se non dico male, alla fine, quando ci sarà il giudizio definitivo. Ma è un reato penale. È un reato penale il revenge porn, e questo i ragazzi lo dimenticano o forse non lo sanno. E probabilmente forse non lo sanno, però la questione è molto semplice. Come si fa a sfuggire a questo tipo di reato? Come si fa ad evitare? È consigliabile, capiamo che tra i giovani il sexting è ormai diffuso, ma è consigliabile. L'avvertenza è, insomma, non cedere, non consentire che vengano fatte delle riprese. Questo, diciamo, sta alla base di tutto. Bisogna che avvenga molta attenzione anche in età pre-adolescenziale, perché il sexting inizia già all'età di 10 anni, vengono agganciati dei sex offender, e quindi è un invito alle famiglie, alle istituzioni scolastiche a parlarne, perché loro ne sono fortemente coinvolti in una totale inconsapevolezza. Per cui grande attenzione da parte delle famiglie ai ragazzini che nell'immaginario collettivo non li possiamo ritenere, non li riteniamo nel sistema del sex e revenge porn, invece ne sono coinvolti quasi la totalità. Ecco, nella maggior parte dei casi, un po' come le violenze domestiche, no? È importante un termine, parlare, dire. Diciamo chi è vittima, visto che Giorgia Butera ha avuto esperienza anche di confronto proprio con i giovani e le giovani vittime di revenge porn, con chi parla immediatamente? Qual è l'immediato riferimento? La mamma, il papà, l'amica, la polizia? Allora, inizialmente io comprendo che non sia facile parlarne in famiglia, perché magari esiste anche del tabù poterlo fare con un'amica, con una compagna di classe, con un insegnante, ma anche chi, visto che in rete ci stanno, magari anche chi come noi, come Meteorologi, siamo attivi in tutta la rete, con tutti i nostri account, contattare anche noi. La possibilità di aiuto è prevista. Ricordiamo però che è molto difficile, se non impossibile, che questi video, queste foto possono essere tolti in maniera totale, comunque cadere nell'oblio in rete. È impossibile. Ma se si ha un dubbio, se si commette anche per pura innocenza, per emulazione, per essere accettati dal gruppo, perché purtroppo è anche questa la motivazione, allora parlarne immediatamente, perché probabilmente un'azione che arriva prima può dare dei frutti positivi, altrimenti è veramente impossibile, come ci dice sempre la polizia postale. Ecco, la polizia postale e voi, insomma, lavorate molto spesso insieme. C'è un caso emblematico, ovviamente con dovuto anonimato, che ci puoi raccontare, una vicenda che poi ha avuto una buona conclusione. Parliamo anche di esempi in positivo, incoraggiamo le persone che ci ascoltano a parlare, a denunciare. Bisogna farlo senza alcun timore. Capisco quanto non sia facile, ma anche all'interno delle scuole. Allora, io ritorno a prima, si diceva non si conoscono molti casi di revenge porn, non se ne conoscono perché se ne parla poco, perché parliamo di un fenomeno sommerso. Io dico sempre che tra 2 o 3 anni la rete sarà piena, perché è la normalità, è una prassi. E purtroppo esiste anche della premeditazione ormai, da quelli che sono i racconti, gli ascolti, sapere che comunque si poter far male ad una persona con la quale magari si è avuto rapporto, si è concluso, e allora la bruttezza umana, la cattiveria umana porta a quella vendetta. E io ti umilio il tuo fisico, il tuo corpo, ma umilio anche la tua anima. E ricordiamolo che per quanto la pena possa esserci per chi commette la violenza, perché è violenza, per la vittima non avrà mai. Grazie. E quindi bisogna sempre capire se è un comportamento sano da fare. Grazie a Giorgia Butera. Vediamo in conclusione la copertina del suo libro, che è un vademecum prezioso per difendersi appunto dal fenomeno del revenge porn, dal sexting al revenge porn, consapevolezza, educazione e crimine digitale. Auguro a Giorgia Butera una buona settimana alle Nazioni Unite, dove parlerà in francese, per cui possiamo dire bonjour Sicily. Facciamo così la nostra trasmissione? Chiudiamola così. Grazie. Tutto in francese, sarò una delegata ONU con grande orgoglio e responsabilità. Grazie a Giorgia Butera. Ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco.
Ancora buongiorno Sicilia, oggi ci occupiamo della nostra Costituzione, mettiamola così, di quel meraviglioso articolo 46, potremmo dire forse un po' a questo sconosciuto, ma che per la CISL in questo momento diventa un obiettivo, ovvero la speranza che dopo 75 anni dalla nostra Costituzione finalmente si possa applicare realmente questo articolo che parla tanto della partecipazione del lavoratore nella gestione delle aziende, anche al tavolo dei consigli di amministrazione. Dunque la campagna della CISL si chiama Aggiungi un posto al tavolo. Noi l'abbiamo aggiunto proprio per Maurizio Attanasio, segretario generale della CISL di Catania. Buongiorno Attanasio. Buongiorno a voi, grazie per averci dato la possibilità di spiegare ai telespettatori cosa stiamo portando in piazza o al governo. Diceva bene, 75 anni, un articolo che ai tempi fu messo dai nostri padri fondatori proprio per dare la possibilità ai lavoratori di partecipare alla vita attiva delle aziende. Il paradigma è esploso con il Covid. Ci siamo resi conto che c'è bisogno di una rimodernizzazione del mercato del lavoro e del rapporto lavoratore-azienda per abbattere i conflitti, per eliminare tutta una serie di incongruenze poi sorte e alimentate dal Covid. E quindi con questa legge, con la presentazione di questa legge di iniziativa popolare, stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia, abbiamo iniziato a Catania il 5, a Roma il 1 di questo mese e stiamo raccogliendo proprio le firme perché si possa presentare questa norma che si compone di 22 articoli e che prevede proprio la partecipazione dei lavoratori all'interno dell'azienda. Ma perché dopo 75 anni? Solo il motivo Covid? O perché non si è attuato in tutto questo arco di tempo? Guardi, probabilmente troppi ideologismi e tra l'altro hanno condizionato poi anche quello che è stato l'andamento. Però adesso ci troviamo davanti, lo dicevo prima, a un paradigma, ovvero abbiamo da un lato alcune crisi importanti di aziende multinazionali, dall'altro lato la modernizzazione delle aziende, quindi la famosa intelligenza artificiale che, ahimè, modificherà ulteriormente l'assetto del mercato del lavoro e del lavoro stesso. Quindi noi pensiamo che nella decisione delle aziende i lavoratori ne debbano fare parte con più rappresentanza e con più appeal rispetto a quello che è stato fino ad oggi con il ruolo della contrattazione. Infatti riteniamo che la partecipazione al lavoro, e questo è il titolo della legge, possa consentire proprio ai lavoratori di avere una voce in più nella corresponsabilità della gestione aziendale e quindi di poter gestire con gli imprenditori nel modo non conflittuale la produzione del lavoro, la produttività, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli orari, i profitti e soprattutto questo increscioso fenomeno della delocalizzazione, poter anche in qualche modo frenare per alcune aziende quello che ormai è diventata una prassi normale, mettendo poi molte famiglie in condizioni di difficoltà. Certamente. Ecco, chiaramente è una corresponsabilità, lei diceva, ed è sicuramente vero, ma cerchiamo di capire quanto il lavoratore può dare di suo nella gestione dell'azienda e quanto realmente il lavoratore può comprendere da parte sua di quelle che sono le difficoltà di un imprenditore, perché poi molto spesso è facile dire bisognerebbe fare questo, però entrare in un meccanismo significa capirlo fino in fondo, quindi è uno scambio. Esatto, è proprio uno scambio. Io metto la mia esperienza e facciamo un'ipotesi. Facciamo la pratica. Ecco, facciamo la pratica. Lei sì. è donna, lavora in un'azienda, prevalenza magari di rappresentanza maschile. I bisogni delle donne, mamme, madri, probabilmente sono diversi da quelli di un uomo. Nell'organizzazione del lavoro una donna può proporre tante attività diverse rispetto alla semplice contrattazione che possono aumentare la produttività, migliorare
migliorare la condizione di vita all'interno dell'azienda e quindi del lavoro, e dare comunque una positività nel rapporto lavoratore e azienda. E così come in altri campi, ad esempio i lavoratori possono partecipare nella gestione degli utili. Già abbiamo qualche esempio in Italia. Ci sono alcune banche che in un periodo non molto lontano hanno accumulato profitti notevoli, e c'è un dividendo con i lavoratori, e questo dividendo con i lavoratori accresce il rapporto fiduciario di collaborazione e di responsabilità dei lavoratori all'interno dell'azienda. Quindi una miglioria nel rapporto datore di lavoro-lavoratore. E in più, la responsabilità o la corresponsabilità significa poter gestire l'azienda al meglio nelle condizioni anche di difficoltà, mettersi in campo non con l'atteggiamento del semplice lavoratore, ma anche del rappresentante dell'azienda. Ma gli imprenditori, adesso guardiamo dall'altra parte, come stanno accogliendo, come hanno accolto questa vostra iniziativa? C'è un'apertura? Hanno accolto positivamente questa vostra iniziativa oppure c'è resistenza, fra virgolette? Allora, devo dire che a livello nazionale c'è stato l'accoglimento positivo di molti rappresentanti di vari settori del lavoro. Se parliamo della nostra provincia, personalmente ho raccolto la disponibilità alla firma di molti sindaci, di molti rappresentanti di enti, perché ritengono che far partecipare alla corresponsabilità gestionale di un'attività aziendale, pubblica o privata, il lavoratore significa mettere il lavoratore nelle vere condizioni di poter dare poi il meglio, ovviamente assumendosi anch'esso la responsabilità di gestione. Ma l'imprenditore? Ancora non abbiamo colto questo senso, infatti invitiamo, lo facciamo anche dalle vostre telecamere, invitiamo anche gli imprenditori a partecipare, a sottoscrivere questo disegno di legge, perché guardi, la conflittualità poi è dimostrata, perché in Europa questa non è una novità. Il modello tedesco e il modello anche anglosassone ci porta a dire che è un'azione che funziona nel rapporto tra lavoratore e azienda e imprenditore e lavoratore. In Italia probabilmente ancora in qualche campo deve maturare il principio, però io inviterei a leggere i 22 articoli inclusi nella proposta di legge per comprendere che non c'è né nessuna prevaricazione nei confronti del datore di lavoro, anzi una corresponsabilità di gestione significa l'abbattimento di un conflitto che spesso è semplicemente ideologico o comunque è un conflitto dettato sempre da padrone e lavoratore. Con questa azione probabilmente questo si annienta. Angelo, basterebbe leggerlo l'articolo 46 della Costituzione, forse la nostra Costituzione dovremmo prenderla, sfogliarla, perché dice, recita, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione. La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Quindi insomma mi sembra assolutamente chiaro. Parliamo di piccole, medie e grandi aziende? Parliamo di tutte le aziende. Di tutte, dalla più piccola alla più grande, dal pubblico al privato. Attualmente il modello è quello del confronto, non della partecipazione, è il modello della contrattazione e non quello della concertazione e della condivisione. Invece noi pensiamo che occorre un nuovo modello ed è il modello proprio della partecipazione. Ovviamente 75 anni sono tanti, però sono anche un accumulo di esperienza e di responsabilità che ci porta a dire è il momento di attuare questa norma. Ma quante sono le firme? Possiamo avere un'idea già raccolte in questo arco di tempo? Che non è noi guardate, in piazza stiamo avendo ma anche nelle nostre sedi stiamo avendo un risultato che non ci aspettavamo. Appena spieghiamo ai lavoratori, ai pensionati, alle famiglie cosa vuol dire partecipazione,
firmano e addirittura qualcuno poi è tornato portando altre persone a firmare, perché si comprende che non è un'azione politica, è un'azione sociale lavorativa che volge verso il bene complessivo e toglie, lo ripeto ancora una volta, il conflitto e quindi attua una forma di coesione sociale che tende a mettere assieme interessi e lavoratori, è un'azione che comunque li vede partecipi nel migliorarlo. Allora, fino al 6 luglio, ho capito bene, a Catania la possibilità di trovare dei banchi dove poter firmare? Dico la verità, abbiamo finito i moduli a disposizione, ecco perché fino al 6 luglio attendiamo che dalla sede nazionale ci diano un ulteriore step, perché ovviamente la CISL non si presenterà con 50.000 firme, ma noi pensiamo almeno di quadruplicarle, se non addirittura di arrivare al vecchio ordinamento legislativo che prevedeva le 500.000 firme. Perché ci siamo dati questo obiettivo, perché se parliamo di responsabilità e di partecipazione vogliamo che quante più persone abbiano conoscenza e partecipazione. Si può firmare, lo dico, permettetemi, si può firmare nelle piazze dove ci sono i nostri gazebo e nelle nostre sedi di tutti i comuni della provincia di Catania. Bene, insomma, ne parleremo ancora, ho l'impressione che ne parleremo ancora. Grazie a Maurizio Attanasio, naturalmente. Noi ci fermiamo per un'altra pausa e torniamo tra poco con altri argomenti. A Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati a Buongiorno Sicilia, l'avevo anticipato in apertura, oggi comincia un appuntamento che poi sarà ogni lunedì con consigli utilissimi per quanto riguarda la corretta alimentazione. Credo che siamo in un tempo un po' particolare nel quale bisogna anche molto difendersi dalle fake news che sono anche veicolate facilmente in rete, soprattutto attraverso i social. E noi per questo abbiamo deciso di proporvi un appuntamento con Demetra Salemi, biologa nutrizionista, che salutiamo. Buongiorno. Dottoressa, è un appuntamento che vivremo per cercare di capire come dobbiamo alimentarci. Noi questa mattina abbiamo fatto colazione presto, anche molto per chi fa colazione molto presto ci sono delle regole, insomma bisogna stare attenti a che cosa si assume quando, non so, magari si fa colazione alle 5, parto così. Ok, sì. Allora, mi piace parlare sempre di alimentazione equilibrata, quindi nel contesto dell'intera giornata, quindi non bisogna mai considerare solamente un pasto, ma il contesto totale, ovviamente. Il primo consiglio che mi sento di dare in generale è cercare di trovare un equilibrio tra i vari macronutrienti, quindi proteine, grassi e carboidrati, ma anche micronutrienti, quindi non dimenticarsi di sali minerali e vitamine. Si chiamano micronutrienti proprio perché sono necessari in minor quantità, ma ciò non significa che siano meno importanti. Abbiamo capito che bisogna prendere appunti. Stavo scrivendo, Angelo, io stavo scrivendo. Assolutamente no, darò dei consigli molto facili e generici da seguire. Quindi come possiamo capire in modo pratico effettivamente se stiamo seguendo un'alimentazione bilanciata? Cercheremo di dar prevalenza al contenuto dei carboidrati, quindi cereali, pane, pasta, frutta e verdura, quindi per un bel 60% della nostra alimentazione. Una buona porzione ovviamente sarà determinata dalle proteine, quindi un buon 25-30% è il minor quantitativo dei nostri grassi, quindi non voglio dare qui dei quantitativi, non voglio dare dei grammi minimi, diciamo ognuno ha il suo buon senso per capire più o meno come impostare una giornata tipo equilibrata. Il secondo consiglio che mi sento di dare è quello di variare. Spesso commettiamo l'errore grave quasi di ripetere sempre gli stessi alimenti, quindi provare in ogni pasto ogni giorno a variare, quindi se un giorno a pranzo mangio la pasta, il giorno dopo magari alterno con il riso, il couscous, insomma cercare di variare e rispettare la stagionalità. Questo ci aiuterà sicuramente a variare, perché se sfrutto la stagionalità ovviamente farò delle scelte magari dettate dalla stagione che in un'altra stagione appunto non farei, quindi questo ci aiuterà sicuramente. Quindi partendo dalla colazione, come dobbiamo impostare, come possiamo più che dobbiamo, cerchiamo sempre di far comparire una componente sia liquida sia solida. Componente liquida
il latte, uno yogurt, una spremuta, ovviamente in base ai propri gusti, e una componente solida, quindi chiaramente del pane, dei cereali, insomma. Io sono una grandissima fan dello yogurt per le sue qualità funzionali. Lo yogurt infatti contiene all'interno dei batteri e quindi questo aiuta a regolarizzare la nostra microflora, quindi molto spesso pensiamo a quante calorie mangiare, quanti carboidrati, ma non pensiamo alla salute del nostro intestino. Se il nostro intestino non è effettivamente in salute, non andrà ad assorbire tutto quello che mangiamo. Ma la fretta quanto incide in negativo? Perché noi facciamo una vita in generale, troppo un po' tutti noi, una vita caotica, fatta di stress non appena si mette piede a terra. Il fatto di non consumare un cibo con i dovuti tempi, il fatto di arraffare qualsiasi cosa e scappare. Questo non è un nostro amico sicuramente. Per esempio, da alcuni consiglio, dato che la colazione è il passo un po' più di fretta per alcuni, no? Consiglio di invertire la colazione con lo spuntino. Se per esempio devo fare colazione alle 6 di mattina di fretta, alle 5, magari sceglierò una cosa pratica, veloce, un pugno di mandorle, di nocciole. Alle 9 magari ho più tempo, mi posso fermare, sedere al bar, mi posso sedere in ufficio e allora lì il mio spuntino diventerà un po' più consistente. Quindi in questo modo ho invertito la colazione con lo spuntino ed è una soluzione pratica in modo tale da evitare di arrivare affamati poi al pranzo. L'importanza degli spuntini è proprio questa, quella di evitare di affamarci nei pasti principali ed evitare quindi di non controllarli. Allora, proseguiamo nel nostro percorso. Nel percorso. Nello spuntino, sì. Esatto. Lo spuntino sicuramente ci aiuterà, quindi come dicevo, ad arrivare meno affamati, ci darà anche più energia, ok? Noi pensiamo sempre quanti carboidrati, quante proteine, ma non pensiamo anche alla nostra sazietà. Ci renderà sicuramente più sazio e quindi in questo modo eviteremo di sbilanciare i passi successivi. Quindi anche in questo caso lo spuntino è sempre un po' un problema, quasi nessuno ha il tempo effettivamente di sedersi e apparecchiare la tavola, chiaramente. Quindi le scelte possono essere dalle più veloci come della frutta secca, che è molto veloce, alcune persone addirittura stanno in piedi nel loro lavoro. Io consiglio la frutta secca perché la mettono insomma in tasca, così in maniera molto veloce già lo spuntino si è fatto. O un frutto, una banana per esempio è velocissima da mangiare, ok? Oppure possiamo scegliere ovviamente un toast, un panino. Chiaramente noi parliamo sempre di soggetto sano, non stiamo parlando di obiettivi estetici, quindi oggi voglio inquadrare con voi quelle che sono delle linee guida generiche. Andiamo al pranzo. Il pranzo consiglio sempre di dare un apporto maggiore di carboidrato e un minor quantitativo di proteina, oltre ovviamente alle nostre verdure. Questo significa per esempio dar più enfasi a del riso, della pasta, del couscous, insomma, e un piccolo quantitativo di proteine. Può essere una piccola fonte come una mozzarella, un uovo, del formaggio, insomma. Ci tengo però a sottolineare che non è necessario che tutti i pasti debbano contenere necessariamente per forza anche le proteine. Cioè io posso benissimo mangiare un piatto di pasta con la salsa del basilico, quindi il piatto di pasta chiaramente contiene di per sé un piccolo quantitativo di proteine che quasi non consideriamo, però la mia alimentazione può essere ugualmente bilanciata. Ecco, non ha parlato di quantità, ma un piatto di pasta, per non essere troppo, ma nemmeno troppo poco, quanti grammi deve essere? Ma diciamo che è un po' triste andare sotto, secondo me, i 50 grammi, ecco. Quindi chiaramente un 70-80 grammi, ecco. Se abbiamo necessità di un minor apporto di carboidrati, consiglio del pane, ok? Perché è molto più diciamo stimolante vedere nel nostro piatto una fetta di pane, un 50 grammi di pane piuttosto che 50 grammi di pasta, di riso. Sono
un po' tristi. Allora, direi. io faccio una domanda, sono ambasciatrice della regia, lo faccio, mi chiedono ma si può pranzare con granite e brioche? Siamo in Sicilia, può capitare, Può è demonizzabile questa cosa o si può fare? Non mi piace demonizzare Nulla. niente, ricordiamo che ogni alimento è consentito nella nostra alimentazione, nessun alimento è cattivo, nessun alimento fa male, quello che fa male ovviamente è l'abuso di quegli alimenti e soprattutto anche l'eccesso all'interno della stessa giornata, quindi bisogna sempre contestualizzare, magari ovviamente un pranzo con granita e brioche è molto zuccherato, quindi evitiamo magari nel resto della giornata di assumere altri zuccheri. Esattamente. Chiaramente una tantum può succedere, quindi assolutamente sì. Noteremo ovviamente che un pranzo con brioche e granita non ci darà una grandissima sazietà, diciamo che dopo un'oretta e mezza probabilmente cercheremo altro. Invece un pasto completo come un bel couscous con delle verdure sicuramente ci terrà più sazi, più placati per più ore, però assolutamente sì. Allora, andiamo a chiudere, abbiamo un minutino e mezzo A per... chiudere mancano ancora due pasti, no? Perché mancano lo quindi spuntino facciamo, pomeridiano oppure la Spuntino cena. pomeridiano analogo allo spuntino mattutino, quindi le regole sono le stesse. La cena invece di solito ha un rapporto invertito quasi direi rispetto al pranzo, nel senso che in genere prevale il quantitativo proteico, quindi una bella fetta di carne, di pesce insomma, e il quantitativo di carboidrati variabile, ma di solito è più ridotto rispetto al pranzo, ma ciò non significa che non si possa mangiare del riso o della pasta la sera. Ricordiamo sempre che ognuno di noi ha esigenze assolutamente diverse. Quindi per chiudere vorrei dare dei consigli pratici su come organizzare una settimana tipo, una dieta non dieta diciamo. Io consiglio sempre di munirsi di carta e penna, quindi un bel foglio A4, dividerlo in due, quindi con una linea parallela. Stiamo vedendo. E suddividiamo il pranzo e la cena, che sono i pasti principali che tendiamo un po' a ripetere di più. Ovviamente dividiamo per 7 giorni e andiamo prima di inserire la fonte di carboidrato. Quindi inseriamo una volta il riso, una volta la pasta, il couscous in base alle preferenze, evitando di ripetere chiaramente la stessa scelta per più giorni di seguito o soprattutto all'interno della stessa giornata. Quindi se a pranzo metto il riso, a cena non metto di nuovo il riso, metterò il pane, dei crostini, insomma alterno. Dopodiché faccio lo stesso con la fonte proteica, quindi alterno l'uovo, il formaggio, carne bianca, pesce, carne rossa e così via, ovviamente considerando più o meno che carni rosse, bianche e pesce, uova più o meno hanno massimo 3 volte, e infine aggiungiamo le verdure e consiglio di alternarle sia per tipologia di cottura sia per colore. E basta. Bene, bravissima, è stata velocissima, però specifichiamolo questo sicuramente, stiamo parlando sempre di un riferimento a persone sane, Assolutamente perché sì. qualunque tipo di altra situazione che riguardi particolari patologie ovviamente bisogna sempre rivolgersi Certamente. ai medici per formulare la dieta più corretta. Grazie, è stato Grazie a voi. piacevolissimo, ovviamente l'appuntamento con Demetra Salemi lunedì prossimo come sempre all'interno di Buongiorno Sicilia. Noi siamo informazione, Angelo, siamo curiosità, siamo ospiti, ma siamo sorriso. E dunque, se siamo sorriso, siamo insieme. Una pillola e torniamo. Gioca a pallone. Ciruzzo, gioca a pallone. Gioca a pallone. Vedi che c'è il pubblico. Per giocare a pallone. No, non c'è il pubblico a giocare a pallone. Ciruzzo, scusa, mi sento un po' smarrito. Gioca a pallone. Dopo giochiamo a Gioca a pallone. pallone, nessuno gioca a Stiamo pallone. facendo Quello non uno vuole giocare, quello non può giocare, quello non può giocare. Pure il papà non vuole giocare a pallone. Ho detto, papà, se non gioca a pallone con me mi butto sotto un treno. E che ha risposto? Ti accompagno se non lo perdi. Mi dispiace moltissimo, ti sono molto vicino. No, non battete le Gioca a mani al pallone. papà che dice queste cose a un figlio. Però noi stiamo Se non facendo vuoi giocare a pallone con me vado a citofonare il mio amico, tanto un amico ce l'ho. Ecco, vai a citofonare il tuo amico. Vado a citofonare a Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo? Ne. Ah, è qua il citofono. Signora, c'è Cristoforo Colombo, Ciruzzo, gioca a pallone. Perché non vuole venire? Che ha detto che se viene suda, poi si deve lavare e poi si deve asciugare. Ha fatto la scopetta dell'America, Cristoforo Colombo a fare. Gioca a pallone. Cristoforo Colombo? E non vuole giocare a pallone. Allora noi continuiamo lo spettacolo, Ciruzzo, perché Gioca a pallone? Sì, dopo vado a citofonare il mio amico, William Shakespeare. Ne.
Abitano tutti in questo palazzo? È un palazzo storico. Certo, signora, è caso di dire. c'è William Shakespeare. William, se Ciruzzo gioca a pallone, devi riflettere. Su cosa? Scendere o non scendere? Questo è pallone. Gioca a pallone. Principessa, sì, so Ciruzzo a giocare a pallone. Dici sempre sì e poi non viene mai. Non si fa. Che non gioca a pallone? Che bel condominio che deve essere questo qui. Robettino, gioca a pallone. Sì, allora adesso finiamo lo spettacolo e poi ci mettiamo a giocare a pallone, perché c'hai pure un'età. E scusami, adesso non voglio essere aggressivo perché non sei mio figlio, però sei grande, potresti avere pure altri pensieri. Puoi avere una ragazza, una ragazzina, un amico, e per sempre pallone. E non penso solo a pallone. Mi sono anche un grande musicista, io sono 10 anni che suono. Questo mi conforta, che suoni? I citofoni per andare a giocare a pallone. Giocare a pallone. Questo non significa essere un musicista. Né Blanco su Ciruzzo gioca a pallone, scusate, né Mahmood, no scusate, né Blanco, scusate, né Mahmood. Ma che stai facendo? Vorrei citofonare, ma sbaglio sempre. È carino, Ciruzzo. E pagherei. È carino e tenero, Ciruzzo, però... Per giocare a pallone vado a citofonare la mia amica. Ecco, c'è citofonare. Heidi. Certo. No, c'è Heidi. Sta studiando il suo poeta preferito. Sarebbe? Pasqua. Gioca a pallone. Un po', sì, mi piace pure giocare a pallone. Signora, c'è Cappuccetto Rosso. Sta studiando l'esame per l'attraversamento del bosco. In bocca al lupo. No, non è un bel augurio a Cappuccetto Rosso, Ciruzzo. Su, avanti, Ciruzzo. Posso fare una domanda al pubblico? Tanto ormai ci hai preso possesso, fai la domanda al pubblico. Scusate. Pubblico, Infatti. gioca a pallone. Stanotte venga a citofonare a tutti quanti. No, ha detto sì. Ha detto sì. Garibaldi su Ciruzzo gioca a pallone. Sì, stiamo a cavallo. Ma guardi che quello viene in 1000, siamo pure gli spettatori. Ci avete pure gli spettatori. Ci avete la rosa ampia. Nino Abbacuccio. E questo è soltanto un assaggio di quello che potrete vedere domani sera, appunto alle 21:30 con Insieme. Durante il momento dedicato alla lettura dei giornali, Angelo, se non ricordo male, alcune testate si sono soffermate sulla situazione, su un po' quella bufera che riguarda in questo momento la nostra ministra al turismo, Daniela Santanchè. È un affare legato, insomma, alla sua attività di imprenditrice. Eccolo qua. Santanchè, l'ora della verità, lei si è detta pronta a riferire in Parlamento, ha dichiarato: ci ho messo sempre la faccia e cercheremo di capire meglio come finirà questa vicenda legata appunto a quella società che fa capo a lei, Visibilia. Però molto spesso a sovrintendere la nostra vita ci sono le stelle, Angelo, ci riferiamo alle stelle, e quando parliamo di stelle parliamo di una voce, perché innanzitutto per noi è stata una voce, e poi di un'immagine, quella di Marco Amato, il nostro astrologo. Buongiorno Marco. Buongiorno, bentrovati. Buonissima settimana. Stai facendo colazione? Sempre un bel caffè prima di tutto. E basta, no? La nutrizionista ti avrebbe bacchettato, bisogna aggiungere un biscottino, qualcosa una fetta di solido. Già fatto, biscottino, yogurt, anch'io come la nutrizionista sono un fan dello yogurt, e un po' di frutta. Allora Marco, la Santanchè in questo momento è in una fase, certamente possiamo dire noi giornalisti spesso, di bufera. Cosa dicono le sue stelle, il suo quadro astrologico? La signora Santanchè è un ariete e questo mi dà modo di enucleare un po' il carattere condottiero dell'ariete. Ecco, i segni di fuoco sono segni di grande spirito, l'ariete in particolare è il capo,
quindi ama molto dirigere, ama molto fare. Se per esempio l'ariete fosse la parte di un treno, sarebbe sicuramente la locomotiva, proprio perché tende a trainare moltissimo. Per cui magari la condizione della signora è dettata da un suo iperattivismo e una grande capacità di comando che spesso però si deve scontrare con una serie di limiti. Non mette in dubbio che l'iperattivismo ariete è comunque un iperattivismo che ha una finalità vitale e propositiva, quindi in bocca al lupo alla signora per qualunque vicissitudine, anche se penso le farà piacere sapere che Ariete, Leone e Sagittario hanno una gran bella sorpresa quest'estate. Ce la puoi sapere dire? quale? Ce la puoi dire? Certo, perché sono i 3 segni più fortunati in amore e nella passione per tutta l'estate, in quanto la bella Venere sosterrà in un anello di sosta lungo ben 6 mesi nel segno zodiacale del Leone, il che rende Ariete, Leone e Sagittario i segni più amati, seduttivi e sensuali dello zodiaco. Venere, vi ricordo, è anche il pianeta della salute e della piccola fortuna, quindi i segni di fuoco alla ribalta. Buona estate. Insomma, tu Angelo che segno sei? Io sono dei pesci, già ne abbiamo parlato la scorsa settimana. I pesci di Angelo sì, è la dolcezza di carattere tipica invece dei segni d'acqua, mentre invece Roberta che segno è? Roberta è del Toro. Oh, che bello, stabile, affidabile, segno dell'alimentazione. Il Toro, ecco, vedi, ha inaugurato Vedi? oggi una Ma mi sono rubrica che alimentata c'entra io, molto. si vede, mi sono alimentata, hai visto? Sì, ma il Toro ha gusto soprattutto, perché il cibo, la tavola è gioia per il Toro, è sicurezza, è generoso il Toro a tavola. Ti risulta? Più o meno, nel senso che sono generosa quando distribuisco le porzioni ai miei commensali, quello sì. Ultimamente con l'età sono meno generosa con me stessa, ma questo mi sembra un fatto di virtù. Senti Marco, sicuramente parlando dei politici, visto che la nostra ministra, appunto tu dicevi, ha determinate caratteristiche, tanti politici si rivolgono alle stelle, secondo te? Cioè tanti di loro hanno un riferimento in questo senso negli oroscopi? Ne conosci? Beh, storicamente anche nei secoli è sempre stato così, proprio perché sia ministri che re, che altolocati, insomma, persone di potere, ecco, sicuramente avere un aiuto in più nella lungimiranza è sicuramente un qualcosa che può confortare comunque una tipologia di persone che è sempre molto sotto pressione e che quindi ha a che fare con una prospettiva abbastanza complessa. Ecco, non si tratta tanto di prevedere gli eventi, tanto quanto affidare ad una maggiore o minore probabilità di rischio le proprie decisioni, proprio perché quei ruoli hanno a che fare sempre con un risvolto umano ed ecumenico di grande responsabilità. Quindi sì, è una fenomenologia, è una tradizione che nei secoli non si è mai persa, a tutt'oggi lo confermo. Grazie Marco, è stato piacevolissimo Grazie anche oggi a voi. ascoltarti. L'appuntamento tornerà domani con Buongiorno Sicilia. Adesso Angelo, come sempre, tu sei molto abile ad approfondire o a scovare delle notizie interessanti nei giornali. Stamattina parliamo di intelligenza artificiale 2.0. Gli esperti dicono che la convivenza è possibile, ovviamente ci sono diverse posizioni su questo, ma intanto alcune domande. Qual è la terza via? Per terza via, nel caso dell'intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, si intende un approccio fatto di divulgazione più che diciamo di proibizioni. Ma ci sono dei rischi? L'esperto dice certamente sì, in particolare nel caso di esposizione prolungata dei bambini, la perdita di contatto dunque con il reale. E allora chiudiamo, cambierà anche l'insegnamento con l'intelligenza artificiale? Sì, è possibile creare dei tutor proprio di intelligenza artificiale personalizzati che si adattino alle capacità di ciascuno studente. Questo potrebbe essere sicuramente un buon sistema magari per chi ha delle deficienze, no? Per recuperare qualcosa, e allora perché no si dà via a questo tipo di recupero. Se poi c'è anche un'altra notizia curiosa,
se abbiamo il tempo, perché parliamo sempre di futuro, e a parlare l'ingegnere del Politecnico di Bari, si chiama Vito Cacucciolo, non conosco esattamente, guida una ricerca che è stata pubblicata su Science. Ci siamo ispirati ai tentacoli dei polpi per realizzare i fiber pumps, cioè sono dei filamenti azionati con i fluidi, e con queste fibre, dice l'ingegnere, possiamo creare muscoli artificiali, e quindi ci siamo proiettati stamattina nel futuro. Roberto. Adesso ci proiettiamo verso la chiusura, Angelo, perché vogliamo ricordare il 26 giugno di alcuni anni fa. Tu lo sai che nel 1819 veniva brevettata la bicicletta? Tu ad esempio sai che nel 1936 a Milano nasceva uno dei più grandi direttori d'orchestra, cioè Claudio Abbado. E ancora, 1942 a Salvador di Bahia nasce uno dei più grandi musicisti brasiliani, si chiama Gilberto Gil. Invece nel 1950 dal Benga nasce il papà di Striscia la Notizia. Parliamo di Antonio Ricci, che ricordiamo ha vinto ben 29 Telegatti. E poi nel 1952 a Bertinoro, siamo in provincia di Forlì, nasce il cantautore e leader degli Stadio, lo vediamo, Gaetano Curreri. 1957 Sassari, nasceva il mitico Pietro Paolo Virdis. Pensa che nella sua militanza in Serie A ha fallito un solo calcio di rigore. E poi 1960 il Madagascar ottiene l'indipendenza dalla Francia. Andiamo avanti con il tempo. 1997 il Regno Unito, esce Harry Potter, la pietra filosofale, il primo volume della fortunata serie di J.K. Rowling. Siamo nel 2000, 26 giugno del 2000, Papa Giovanni Paolo II divulga il terzo segreto di Fatima. 2015, 26 giugno, gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso. Adesso andiamo al 1955 e la nostra canzone di base aumenta forse un po', perché a Londra nasce il chitarrista e cantante Mick Jones. Dal 1977 all'82 era nella band mitica dei Clash, ed è sua la canzone che sentiamo in sottofondo, Should I Stay o Should I Go, che chiude questo nostro appuntamento di oggi di Buongiorno Sicilia. Angelo, ci vediamo domani. Domani mattina, puntuali.